È tutto pronto per la sfida contro la Novegea Virtus degli ex Alfredo Trombino, Andrea Ferrigno e Giovanni Biondo contro una squadra in piena salute che naviga al nono posto con ben 27 punti in saccoccia. Ironia della sorte, l'attuale bomber della compagine Geana è proprio l'ex agragantino Trombino con 9 reti, mentre il tecnico giallorosso è Luigi Panarelli. Di recente ha ingaggiato il centrocampista Simone Bonavita, classe 2004, e l'esterno d'attacco José Manuel Ordonez, anche lui 2004, mentre hanno rescisso il portiere Francesco Cannizzaro e l'attaccante rumeno Madeline Virgil Tandara, che si è accasato con la Palmese. L'Acragas, senza gli squalificati di Modugno e De Marino, corre ai ripari e ha provveduto all'ingaggio di un difensore esperto. Si tratta di Sorin Virgil Oproiescu, difensore centrale rumeno, classe 87, che ha militato in diverse squadre della Serie D italiana. Nel recente passato ha giocato con il Castrovillari, Lamezia Terme, Roccella, Cittanovese, Palmese, Grade, Torre e Turris. Arriva intanto da Como l'arbitro designato per dirigere questo match del Seneto che, ricordiamo, inizierà alle ore 15. Si tratta di Daniele Chindamo di Como con assistenti Roberto Cusimano e Marco Garofalo di Palermo. Comunque vediamo un po' quali sono le altre gare in programma. Città di Cireale Regina, Enna Città di Sant'Agata, Licata Ragusa, arbitrata da Passarotti di Mantova, poi Nissa Locri, Paternò Scafatese, Sambiase San Cataldese, Siracusa Pompei e infine Vibonese Calastrum Favara, il cui arbitro è Mammoli di Perugia. Mister Giancarlo Favarin presenta la sfida di domani contro la Novegea Virtus, squadra ostica che gioca un buon calcio. Per l'Acragas ogni partita è ormai una finale, l'obiettivo è la vittoria. È tanto che si rincorre questa vittoria e dopo la brutta figura di domenica scorsa penso che sia il minimo cercare di fare una grande prestazione e poi insomma il fatto del risultato è scontato. Noi abbiamo solo bisogno della vittoria e dobbiamo cercarla in ogni maniera. Parliamo della partita, tatticamente, che gara ti aspetti, che avversario ti aspetti all'Esseneto? Beh, come tutte le squadre che abbiamo incontrato fino adesso, squadre che sicuramente si vogliono mettere al sicuro, considerano questa partita un crocevia importante perché insomma abbiamo regalato punti a tutti e sicuramente verrà una squadra agguerrita per cercare di fare punti importanti per la salvezza, però noi abbiamo bisogno come l'ossigeno per respirare di questi punti e sicuramente noi dobbiamo fare una grande battaglia, una grande partita, con grande temperamento, con grande attenzione, cercare di indirizzarla quanto prima. La tua Acragas come arriva a questa sfida importantissima per la stagione? Ci arriva paradossalmente, ci arriva bene, è una squadra che sicuramente ha lavorato con attenzione, tutti i particolari, conta poco chi gioca, conta poco il sistema di gioco, conta solamente il cuore, conta la volontà, la determinazione che a volte possono fare la differenza in questa categoria. Ecco, cos'altro può fare domani la differenza, oltre all'atteggiamento, la voglia matta di fare 3 punti, ecco. Ma guarda, domenica scorsa c'è stato veramente un esodo di tifosi, hanno fatto veramente una cornice importante, da parte loro c'è stato sicuramente un grande impegno per sostenere la squadra nonostante stesse giocando male, il risultato era negativo. Io spero che loro ci diano una mano come hanno fatto domenica scorsa e poi alla fine decideranno cosa fare, se fischiare o meno. Però ecco, il sostegno che ci devono dare è quello che è andato domenica scorsa, soprattutto per levare un po' di pressione magari in questo momento alla squadra. Sentire magari anche fischi che forse magari sono anche giusti durante la partita magari può metterci in difficoltà. Abbiano pazienza fino al 95esimo e poi insomma decideranno cosa fare. Un'ultima domanda, mister, lei è un allenatore navigato di grande esperienza, le chiedo come si può salvare questa Acragas? Ma guarda, io sono rimasto un po' deluso dalla partita di domenica, soprattutto perché non abbiamo giocato come abbiamo fatto nelle restanti precedenti partite, dove la squadra comunque sia aveva
una sua identità, stava in campo in una certa maniera, con tutti i difetti che ci possiamo avere, però domenica è mancato un pochino questo, è mancato la squadra, è mancato un atteggiamento giusto, noi questo non ce lo possiamo permettere, abbiamo bisogno di trovare questo tipo di atteggiamento, questo tipo di voglia, poi gli errori purtroppo ci stanno come sono successi ultimamente, sperando che magari domenica ce ne siano meno.